Buongiorno e benvenuti a questa puntata di oggi di Sicilia 24 Focus. C'è una storia in Abruzzo che in questi giorni sta facendo discutere molto l'Italia. È la storia di 3 bambini e dei loro genitori, una famiglia che ha scelto di vivere in modo non convenzionale, di uno Stato che ha deciso di intervenire con la mano pesante, sospendendo la potestà genitoriale e trasferendo i bambini in una casa famiglia. E c'è una casa nel bosco che un po' ci riporta al mondo di quando eravamo bambini, al mondo delle favole, un mondo incantato che ci riporta indietro nel tempo. È il richiamo della foresta che tutti in qualche momento della vita abbiamo sentito. Poi non lo si fa per tante ragioni, ma come scriveva ieri Gramellini sul Corriere della Sera, si resta affascinati da chi realizza quello che noi lasciamo galleggiare nella vasca dei buoni propositi. Preparando questa trasmissione ho scoperto che ci sono tante case nel bosco per dire, oppure in campagna, in collina. Ce ne sono tante anche in Sicilia, ci sono coppie, famiglie, addirittura comunità che hanno scelto di vivere più lentamente, più a contatto con la natura. Ma in questo momento resta molta diffidenza e c'è un timore in un certo senso di essere additati e giudicati, e per questo ho avuto difficoltà a trovare testimonianze. Per questo voglio ringraziare particolarmente i miei ospiti, che sono, ve li presento subito, Mirella dalla provincia di Siracusa, che questa scelta l'ha fatta per alcuni anni e poi è tornata nel mondo di tutti i giorni. Benvenuta Mirella. Salve. E poi andiamo dal maestro nel bosco, così si chiama, l'abbiamo soprannominato, ma insomma il suo nome è Vincenzo, che si dedica appunto all'educazione dei bambini di queste famiglie che hanno scelto un'educazione, diciamo, non convenzionale. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti. Ti vediamo bellissimo sotto un albero in un cielo azzurro, quindi già entriamo nel clima di questa educazione all'aperto come minimo. Allora Mirella, tu hai accettato di raccontarci la tua storia, forse anche perché un po' si è conclusa, no? Mi dicevi a microfoni spenti che tu hai vissuto 2 anni contatto con la natura in una situazione rurale con tua figlia che all'epoca aveva 9 anni, e poi ci racconterai perché avete deciso di tornare. Intanto appunto dici com'è nata questa scelta, come vivevate, come passavate le giornate. Allora, la scelta è nata dalla scuola parentale che era vicino a dove sono andata a vivere. In realtà prima nasce la scuola parentale, la ricerca della scuola parentale, perché io non avrei voluto mai far entrare mia figlia in una scuola pubblica, però i ragazzi poi vanno nella scuola pubblica. Abbiamo trovato questa azienda agricola nella zona dove siamo stati. Le prime volte sono andata con mia figlia così solo per visitarla, e lei all'inizio ha cominciato a chiamarla la foresta incantata. Quindi entusiasta io per l'entusiasmo che aveva lei da questa foresta incantata, ho detto: ma che ne pensi se veniamo a vivere qui? C'era la possibilità di stare lì. Ed effettivamente sono stati 1 anno e mezzo barra 2, sì, 2 anni molto belli, intensi, dove abbiamo fatto vita di campagna. Lei ovviamente continuava ad andare alla scuola parentale, frequentando Aspetta, ti altri gruppi. interrompo Mirella, perché magari appunto lo volevo chiedere poi a Vincenzo. Spieghiamo: scuola parentale è una scuola non ufficiale, una scuola che si rivolge a maestri, diciamo, privati che condividono questo tipo di scelta, no? Quindi maestri scelti dai genitori che fanno lezione o a casa direttamente oppure, come nel caso di Vincenzo, in altri luoghi appunto deputati a questo. Ecco, questo per dare una spiegazione, se ho detto bene. Per scuola parentale si intende anche la scelta di alcuni genitori che possono farla autonomamente a casa, avendo le qualifiche ovviamente opportune per poter istruire i figli. Non è necessario che ci siano degli altri. Certo, quindi si può fare sia a casa propria con Lo possono dei... fare anche i genitori. Vabbè, questo poi ne parleremo meglio con Vincenzo, però diciamo tutto è nato dall'attrazione di questa scuola. Sì, dall'attrazione, sì, E quindi della scuola parentale. ma vivevate come appunto quella famiglia che magari è un caso limite, senza acqua, senza luce? Che standard avevate, ecco, di comodità? Allora, senza acqua e senza luce, per esempio, c'è una cosa che non si conosce affatto in Sicilia, e che è la cosa della quale adesso stanno tacciando la famiglia, che è stato: prima hanno detto che l'educazione ai ragazzi non erano educati a dovere,
poi hanno detto che non socializzavano, infine adesso si stanno ributtando sul discorso che non vivono con norme sotto le norme igieniche comuni, cioè legali, secondo me, perché esiste da diversi anni, e io l'ho scoperto in Francia, fra l'altro nel 2012-13, che esistono delle case già costruite con le compost toilet all'interno delle case. Che quindi E sono riciclano, diciamo, i rifiuti, immagino. sono delle toilette completamente ecologiche, ecosostenibili, perché non usano acqua Ok, potabile per tirare lo sciacquone. ok, ok. Quindi è un sistema di vita, se vogliamo, molto più ecologico rispetto a quello in cui viviamo, a quello che definiamo legale. Ok, ma avevate l'elettricità oppure appunto Avevamo dei pannelli solari, solari? sì, sì, quindi l'elettricità per quello che possono avere le cariche delle batterie. Certo. Però sì, c'era, diciamo, che durante il giorno in quei Lavoravate, casi lavoravate la terra, lavoravamo come in passavate la campagna, giornata? sì. Lavoravamo in campagna praticamente tutto il giorno a piantumare alberi, perché questo posto è diventato proprio una food forest. Praticamente poi per il resto c'erano dei volontari che si alternano, che arrivano, con le quali si scambiano diverse appunto informazioni anche su questi stili di vita, perché loro tendono, questi ragazzi che vengono dall'estero, anche italiani, tendono a girare in posti ecosostenibili, Certo. in inglese cosiddetti off-grid. Questo stile, diciamo, di vita negli Stati Uniti è molto comune tra gli Ecco, io alternativi. ho riscontrato con questa mia, insomma, ricerca veloce che comunque è più diffuso di quanto uno possa immaginare. C'è questo termine che ho incontrato, neorurali, non so appunto se voi lo riconoscete, se ci sono altri termini, comunque c'è una grande rete. Neorurale è la prima volta che lo sento, però proprio il vivere al di là, alternativo ed ecosostenibile, in inglese è definito off-grid. Ok. Significa non allacciati alla rete idrica, non allacciati all'elettricità, e quindi vivere in un modo ecosostenibile indipendentemente ma non per questo non è igienico. Assolutamente, no, no, ci credo, E visto che questa è tu la cosa che mi dispiace. l'hai vissuto e quindi ce lo vuoi raccontare. Disconnessi un po' in tutti i sensi. Voglio andare adesso da Vincenzo, vedo, Della sembri tecnologia, frizzato, sì. ma vedo i rami che si muovono, quindi immagino che sei lei che ci senti. Voglio fare una premessa, e cioè che la Costituzione parla chiaro, i bambini hanno diritto all'istruzione, alla salute, eccetera, questo nessuno lo mette in discussione, però la stessa Costituzione riconosce che la famiglia ha il diritto di educare i figli secondo i propri principi, e quindi questa educazione parentale che un po' abbiamo accennato con Mirella, o l'educazione a casa, è assolutamente prevista e normata dalle leggi. È così, no Vincenzo? Sì, assolutamente. È un istituto della nostra Costituzione, ci sono delle famiglie che scelgono questo istituto, è un articolo specifico e questo permette alle famiglie di scegliere se portare i bambini in una scuola pubblica, in una scuola privata, in una scuola paritaria, oppure provvedere autonomamente all'istruzione dei figli con l'istituto dell'homeschooling, oppure ancora farsi carico dell'istruzione attraverso diciamo, la professione di terze persone, ecco. Quindi una Come volta te, che una si terza individuano persona queste... come te, una figura come te, Sì, diciamo, professionale in questo senso, però intanto ti voglio chiedere, ma insegnate, tempo permettendo, all'aria aperta, o state all'aria aperta il più spesso possibile? Tu hai finito la scuola da poco, penso, no? Le lezioni da poco. io in realtà sono ancora a scuola, Ah. i bimbi stanno facendo un'attività in questo momento. Sì, allora, solitamente questo tipo di organizzazione è un'organizzazione che viene concordata e costruita tra famiglie, genitori e educatori che si occupano dell'educazione dei bambini. Ovviamente fino a quando si parla di bimbi dagli 0 ai 6 anni, quindi fuori
in qualche modo dall'obbligo scolastico tradizionale è una cosa è abbastanza semplice, nel senso che ci sono tante strutture al chiuso e ci sono anche delle strutture all'aperto. E in più c'è anche la possibilità di fare il percorso che viene definito appunto scuola primaria nella scuola pubblica, anche qui all'aperto. Sì, noi siamo all'aperto tutto l'anno, abbiamo dei posti ovviamente al chiuso per ripararci quando fa troppo freddo o quando piove, però prevalentemente stiamo all'aperto. C'è un bello spazio di tempo dedicato al gioco libero dei bambini, dedicato alle attività esperienziali che si fanno in natura, che possono essere il cerchio all'inizio del mattino, l'accensione del fuoco, tutta una serie di esperienze di riconoscimento delle piante, gli animali, le tracce, escursioni. Ma poi abbiamo anche lo spazio chiaramente per fare la didattica tradizionale con i libri, i banchi, e la lavagna, e l'astuccio, la matita, eccetera. Ma che età hanno i tuoi alunni? Fino a che età arrivano? Allora, l'esperienza che io mi porto ormai dietro da circa un 5-6 anni, io ho fatto sempre il maestro, il maestro unico, ok? Quindi noi abbiamo pluriclassi, come vengono definite anche qui dalla legislazione scolastica, che partono dai 6 ai bimbi della quinta elementare, della quinta primaria. Ovviamente in base al numero dei bambini dividiamo le classi. Noi in questo momento abbiamo per esempio una classe prima e una classe seconda terza. Viene voglia un po' di ritornare a scuola, diciamo, vedendo queste materie, ecco, le materie, soprattutto... Sì, dimmi. La cosa importante da far comprendere un pochettino a chi vuole capire bene questo tipo di realtà è che non siamo fuori dal territorio, noi abbiamo famiglie assolutamente normali, ok, che frequentano questo tipo di esperienza, e abbiamo contatti continui per esempio con le istituzioni scolastiche, perché chiaramente a fine anno ogni bambino ogni famiglia che decide di fare istruzione parentale deve sostenere un esame di idoneità, viene definito, cioè fanno una prova scritta e orale, dove è un colloquio con le insegnanti della scuola pubblica, quindi anche qui c'è un continuo scambio sia con le istituzioni scolastiche ma anche per esempio con i comuni del territorio, cioè è una roba che comunque assolutamente serve a creare quel concetto di comunità educante che in qualche modo ci auspichiamo tutti. Ecco, insomma, non siete fuori dal mondo, siete alternativi ma comunque in collegamento con il resto del mondo. Assolutamente, io diciamo che ogni anno incontro mediamente almeno 3-4 volte il dirigente scolastico della scuola dove noi in qualche modo scegliamo di andare a fare gli esami. Chiaramente per comodità scegliamo una scuola sola dove portare tutti i bambini del progetto educativo, e quindi ovviamente la dirigente scolastica ci conosce le famiglie. Una curiosità, avete voti in queste vostre classi? No, noi dentro la nostra, diciamo, organizzazione didattica non ci sono voti, ci sono chiaramente delle valutazioni in itinere che facciamo sia con i bambini attraverso un processo di autovalutazione, sia con i genitori attraverso dei processi di colloquio e di scambio di documentazione, chiaramente anche scritta, dove facciamo delle relazioni sul percorso didattico del bambino. Però non ci sono voti, ci sono delle attività a casa per esempio, quindi sì. I cosiddetti compiti a casa, diciamoci. Sì, noi le chiamiamo attività a casa, sono chiaramente dei compiti fatti anche con il supporto dei libri di testo della scuola tradizionale, ecco. Ok, torno da Mirella. Mirella, volevo chiederti che cosa, abbiamo detto che tu hai interrotto questa esperienza, è durata un periodo limitato, chiederti che cosa ti è rimasto, cosa ti manca di quel periodo e perché, se vuoi condividerlo con noi, perché hai scelto di tornare, diciamo, a casa, in paese, dove vivi adesso? Allora, ho deciso di tornare perché ovviamente mia figlia adesso va alle scuole superiori
e lei ci teneva molto perché noi avevamo vissuto a Siracusa fino ai suoi 7 anni e lei voleva tornare in città. Posso dire che l'esperienza dell'inizio della scuola pubblica al liceo, lei è un liceo linguistico, è pessima. Perché da che ne dicano le istituzioni che non ci sono i cellulari a scuola, che sono vietati, che li fanno lasciare nei cassetti, eccetera, i ragazzini sono sempre col cellulare, contattano i genitori per qualsiasi problema che hanno. Sì, E questa cosa io lo la trovo sappiamo, ce veramente ne siamo assurda, occupati spesso, ovviamente. crea una insicurezza paurosa. Quindi io ho lasciato la campagna purtroppo un po' per seguire le sue esigenze. Ma è stato Come difficile dicevo prima, riadattarsi a questi... No. io sto malissimo. Proprio, infatti quando ho visto Vincenzo dietro, diciamo sotto l'albero, mi veniva la lacrimuccia. Perché è il mio ambiente ed è il posto dove sono stata meglio e dove mia figlia è stata in assoluto meglio, e devo ringraziare Vincenzo, casualmente è stato l'insegnante di mia figlia e ci stiamo ritrovando in questa diretta. Ecco, e che tua figlia che ricordo ha? Tua figlia che ricordo ha di questi, insomma, di qualche anno fa, di questa esperienza? Sono passati 4 anni perché lei ha fatto quarto elementare e quinta elementare con Vincenzo. È il posto che si ricorda in assoluto più bello e l'esperienza più bella che mi piace sempre che abbia fatto, la foresta incantata, quindi vivere nel bosco, e la scuola, perché si porta dietro anche tutti i compagnetti che c'erano di diverse età, anche che ancora quando la vedono, incontrano mia figlia, sono super contenti, e lei uguale, anche perché all'interno di questa scuola c'è una socializzazione, grazie a chi la sa fare bene come Vincenzo, che fa instaurare un tipo di rapporto con i ragazzi che non perderanno mai. Loro a distanza di mesi, anni si sono rincontrati e sono stati sempre veramente come se si fossero lasciati un giorno prima. Allora, diventa sempre Quindi molto diciamo interessante, però siamo ormai in chiusura di questa Sì, parte sì. e quindi volevo tornare da Vincenzo e poi da te per concludere. Vincenzo, che cosa ti dicono i bambini di questa esperienza? E poi una domanda, ma quando tornano, perché ho capito che poi le superiori comunque dovranno rientrare nel sistema, diciamo, ufficiale, non c'è la paura che siano disadattati, tra virgolette? Vincenzo. Questa parola mi fa sorridere, no? In realtà hanno tutta una serie di competenze che hanno sviluppato proprio grazie al fatto di vivere in natura all'aperto, che sono più adattabili degli altri. Io ho un'esperienza oltre appunto alla figlia di Mirella, che come dicevamo ci siamo rincontrati qua, anche se siamo in contatto chiaramente per tanti altri motivi. Ho tanti bambini che ormai vanno alle scuole medie, alle scuole superiori, e ricevo come feedback dei complimenti da parte dei professori, neanche dei genitori, che potrebbero essere tra virgolette di parte, da parte di professori che mi dicono: ma wow, non sembra che questi bambini abbiano fatto la scuola in natura. No, invece è proprio quello, il fatto di stare dentro un contesto assolutamente di ascolto, dove noi comunque curiamo tantissimo la relazione, ci permette di creare veramente delle persone che siano persone che hanno una capacità critica, una capacità analitica molto sviluppata, perché in qualche modo si confrontano intanto con l'esperienza in natura, che non è un'esperienza sempre assolutamente piacevole. Se fa freddo, se piove, se fa caldo, se c'è vento, le zanzare e tanto altro. Quindi sei un po' fuori dalla tua zona di comfort con il clima, quando ci sono i clima nelle scuole o riscaldamento, anche se le scuole della provincia di Siracusa hanno problemi anche di riscaldamento. Dall'altra parte chiaramente i bambini vivono delle relazioni anche molto autonome rispetto al tempo che noi dedichiamo loro per l'ascolto e per il gioco libero, che è una cosa che nella scuola si è persa. Ai miei tempi, io ho quasi 50 anni, c'era la possibilità di una ricreazione all'aperto, Sì. oggi non c'è più, per tutta una serie di motivazioni. Certo. Cioè, potremmo aprire
1000 capitoli e 1000 trasmissioni per parlare di queste cose. È un declino della società, secondo me, che ha perso quella dimensione assolutamente umana, perché l'essere umano è nato in natura, alla natura, quindi certo. c'è questo deficit da natura che ormai è all'interno anche dei manuali diagnostici della psichiatria, quindi è un male che stiamo generando noi esseri umani a noi stessi. Quindi per quello cerchiamo di riportare questa dimensione naturale. Mirella, una riflessione in conclusione che vuoi fare? Ti leggo le parole di questo papà di cui abbiamo parlato. Lui ha detto: abbiamo scelto questa vita e abbiamo trovato la felicità. Una vita senza stress, connessa alla natura, senza danneggiare madre terra. La città ci ha stancato. Condividi? Sì. Dovremmo continuare, fra l'altro mi allaccio a Vincenzo, al deficit della natura, che il deficit della natura crea ammalati. Mia figlia è stata per 4 anni in salute, in 4 mesi siamo andati dal medico non so quante volte. Quindi, e questo già è, quindi mi sembra un po' funzionale il deficit della natura creato. Va bene, e quindi diciamo l'invito appunto è ritornare, riconnetterci alla natura. C'è chi lo fa, sceglie di farlo, abbiamo detto senza rimanere nei buoni propositi al 100%, c'è chi lo fa come la coppia che adesso andiamo a incontrare soltanto in vacanza, ma anche questo insomma è una pillola di natura. Incontreremo una coppia di trentini che hanno vissuto 12 giorni attraversando a piedi la Sicilia, quindi restate con noi. Io saluto intanto Mirella e Vincenzo, a tra poco. Bentrovati a questa parte di Sicilia 24 Focus. Vi abbiamo raccontato delle scelte radicali, forse anche in certi casi al limite di allontanarsi dalla società e vivere a contatto con la natura. C'è chi non ha questo coraggio di farlo fino in fondo, ma si può sempre farlo nel tempo di vacanza, come hanno fatto Maurizio e Ilaria. Benvenuti Maurizio e Ilaria. Eccoli. Grazie, ciao a tutti. Collegati da Rovereto, siamo in Trentino, siete 2 trentini, avete percorso ben 237 chilometri in 12 giorni, al centro tagliando la Sicilia praticamente da Palermo a Enna, percorrendo trazzere, paesaggi mozzafiato tra pecore, cavalli e pecore, e avete visto veramente un volto della Sicilia che forse molti siciliani neanche conoscono. Come è stato? Esatto. Ecco, raccontateci questo viaggio sicuramente lento, visto che era a piedi. Sì, a noi piace fare questi cammini, lunghi cammini, e questa è stata una grande avventura. Abbiamo percorso all'inizio, abbiamo seguito partendo da Palermo per 3 giorni la Magna Via Francigena e poi siamo arrivati all'antica trasversale Sicula, che è un lungo percorso di 650 km che parte da Mozia e arriva a Camarina. Noi abbiamo fatto solo un piccolo tratto perché farlo tutto vorrebbe dire impiegarci 40 giorni. E come si diceva, è bellissimo attraversare questi territori a piedi, perché è un viaggio lento in cui si assaporano i paesaggi usando tutti i sensi. Quando si attraversa in macchina o con altri mezzi invece passano via veloci e sembra quasi che non ci sia niente tra un borgo, tra una città e l'altra. Ilaria, tu ti aspettavi questa Sicilia come l'hai vista con questi occhi? Ma no, è stata una grande sorpresa perché abbiamo visto degli angoli di Sicilia sconosciuti e poco frequentati. Ed è stato veramente un regalo, insomma, per gli occhi, per l'anima, anche perché camminando, potendo esplorarli a piedi, si riesce a regalarsi quel tempo lento per entrare in relazione anche con le persone dei paesi che ci raccontano le loro storie, ed è stato emozionante. Abbiamo ricevuto dei doni, le persone che abbiamo incontrato erano curiose, ci chiedevano cosa fate qui. Io ho letto che voi percorrevate in media 20 km al giorno, che insomma che è una bella performance sportiva. Ma che cosa c'è dietro questa scelta appunto di
andare a piedi, di viaggiare a piedi, ormai noi prendiamo gli aerei, i treni neanche più, insomma che cosa vi muove? C'è questo desiderio di un ritmo più lento, di un contatto più stretto con la natura? Sicuramente, Certo, sì. certo. C'è la necessità, secondo me, di prendersi il tempo, di rallentare, di fare qualcosa di diverso rispetto alla quotidianità, alla routine, che ci vede sempre di corsa tra impegni, scadenze e performance. Quindi si tratta proprio di fare il contrario, di mettere uno stop e provare a vivere semplicemente camminando con l'unica preoccupazione di avere da dormire e da mangiare. Intanto Sì, è stiamo anche vedendo, un... sì, vengo da te Maurizio, stiamo vedendo le immagini Sì. che avete girato voi, questi sono video che avete girato Sì. in questa vacanza. Scusa, mi dicevi? No, dicevo che è anche una scelta diversa, non solo ovviamente rispetto alla routine di lavoro, ma rispetto a, per esempio, una casa, un appartamento al mare, un hotel con piscina e la vita da spiaggia, ovviamente. Cioè, da un lato sembra di rinunciare a delle comodità e sembra quasi una contraddizione fare fatica in vacanza, e invece dà una soddisfazione enorme riuscire a percorrere così tanti chilometri e vivere il territorio in maniera vera, insomma, un contatto diretto con la natura soprattutto. Da un paese all'altro spesso ci capitava che in 6 ore non incontravamo nessuno tranne animali e piante e basta. E questo è stato veramente una cosa incredibile, bellissima. Ecco, siamo anche noi purtroppo in chiusura di questa parte. Come vi siete sentiti al ritorno a casa? Che cosa vi ha lasciato questa vacanza? Beh, ci siamo sentiti molto grati per l'accoglienza che abbiamo ricevuto, per la cura anche con cui uno dei fondatori del cammino dell'antica trasversale sicula, che è Peppe De Caro, che ringraziamo, ci ha supportati durante il cammino, e per aver potuto regalarci, farci questo regalo di una vacanza diversa dove abbiamo scollegato la mente e ci siamo ricaricati, rigenerati Proprio, per portare nuove immagini confermo. Ok, nel vi quotidiano. lascio, vi voglio solo buttare lì questa domanda. Avete mai pensato, come appunto abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione, di lasciare tutto, mollo tutto e vado a vivere in campagna? Vi è passato Io sì. Sì. Tante volte, io devo dirlo. Ilaria no. Ilaria, La tu lo segui? tentazione è grande. Ilaria, tu lo faresti pure, lo seguiresti in questo sogno? Sì, la vita è breve, abbiamo da cogliere le cose più belle, no? E osare. E allora, grazie a Maurizio e Ilaria che si sono collegati dal Trentino, camminatori che hanno attraversato la Sicilia, dal Palermo a Enna lungo la via Francigena. E forse c'è da capire anche noi che cosa c'è dietro queste scelte e imparare forse anche ogni tanto a rallentare. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.